Vedere, quindi vogliamo riabbracciare, e lo facciamo subito, il signor Enrico Guarneri Litterio. Buonasera signor Litterio. Buonasera. Venga, Buonasera. si faccia vedere. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Eccolo qui. Mi do impasto al pubblico. Sì, si dia impasto al pubblico. Buonasera. Il pubblico è contento quasi di mangiarsela. Una cosa da pazzo, oh. Che c'è? Non hanno che fare, vengono tutte case. Ma scusi, non solo queste persone, soprattutto stasera, sono arrivate da Casteldaccia, da Palermo, da Giardini, quindi da molto lontano, sì. Da Grenchen, in Svizzera. Dove c'è il signor Nello, c'è Rosario e tutti gli amici di Grenchen. Quindi... Noi ci siamo stati in Svizzera. Sì, 2 anni fa. Per farne capire... No, loro ci hanno capito, loro certo, perché erano tutti di Vitello e di altri paesi meravigliosi della Sicilia. Però, sì. Come sta, signor Litterio? Ma buono. Che si dice? Casugno, come c'è entrato, che sto cominciando a pensare ora che ora viene l'estate. Ah sì, si sta preparando già per l'estate? No, pensate che ora dobbiamo andare al mare, andiamo a cattare i costumi. Sì, è vero. Sì, certo, dobbiamo comprarci i costumi, prepararci per il mare, metterci in linea. Dobbiamo metterci anche in linea. E infatti che sto dicendo? Che io ora mi accatto un costume. Sì. Moderno. Chi dove stanno? Quello di quest'anno, sì. Solo che la panza è chi dell'anno scorso. Sì, certo. Andiamo a vedere come dobbiamo lei deve fare in modo... Cerchiamo di accomodare. Esatto, deve fare in modo che la panza dell'anno scorso si abbini al costume di quest'anno. Sì. Poi c'hai certi ricordi, non so se possiamo parlare. Certo, può parlare lei. C'ho certi ricordi ancora dell'anno scorso, perché io ho un parente, sì? Non so se ce l'ho detto mai, mio cugino Alfio. Come no? Certo. Tutti lo conoscete, suo cugino Alfio? Lo conoscono. Lo conoscete di nome? Di persona no, a storia tutti recuperati ero. Ora mio cugino Alfio, e ancora io ho come una specie di incubo che fece l'anno scorso, di una specie di cosa di trauma. Sì, di incubo. E praticamente che cosa feci? L'anno scorso, la prima volta che ce ne abbiamo andati a mare... Ce ne siamo andati a mare. C'era magari lei? No, io non c'ero e non le voglio più dire che quando io metto il verbo essere vuol dire che intendo la copula. Da non confondere con che cosa? La famosa coppola del Vicenza, esatto. Quella è un'altra cosa. Quella è un'altra cosa completamente. Allora, l'anno scorso eravamo il 14 d'agosto e ce ne siamo andati a mare con mio cugino Alfio pensando che due punte a capo. Ce ne andiamo a mare, arriviamo di pomeriggio, abbassiamo la tenda, ne ceniamo una parte di cosa da mangiare, abbiamo portato una parte di mulone, un po' di teglie pasto al forno, poi ne portiamo un gufone con tannicchia carboneto che ne arrostiamo un po' di carne, mangiamo, facciamo un falò e l'indomani una ghionna già a mare. Perfetto. Giustamente mio cugino Alfio, lo tocco con salute. Non c'è bisogno, guardi, non c'è bisogno. Non possiede una macchina, lui ha una motoape. Non ne posso ir a mare a fare una chiedo calapa. Non è elegante. Acqua ma fare ridere. Non è elegante. Polle. E allora gira, vuota, furria, qui che ci metterà la macchina, io. Ecco. Che sogno l'unico di tutta la famiglia che aveva l'automobile. L'automobile. Non queste cose di plastica che fanno ora. No. Che di meno scansa, ti dumi una sigaretta, entra la macchina, ti cascandera, sbamba tutta la macchina. Lei ha una macchina di ferro. Di ferro. Dice, ma tu sei sicuro che è ferro? Come? È tutta arruggiata. Più prova di questa. Quindi più è arrivata la prova provata. Tutta arruggiata. Bella, proprio arrugginita. Ferro che ha vissuto. E allora ci abbiamo sistemati, siccome c'ho il portabagagli, dice, perché c'hai il portabagagli? Perché io nella macchina c'ho a stufa. Sì? A gas. No, non ho capito. A stufa catalitica. Che da capo mettere a 1, a 2 o a 3. Mi faccia capire, cioè lei non ha i riscaldamenti come quelli delle macchine normali, cioè lei gira una levetta e tutta la macchina si riscalda? No, mi fa feto, Guido. Quindi lei ha una stufa catalitica. Una stufa catalitica attaccata nel sedile di dietro, al centro del sedile, che ha bombola, siccome la bombola è pericolosa, a bombola tengo sopra portabagagli. Giusto. No, però mi faccia... che ridete? Ha ragione, lo fa per sicurezza, perché voglio chiedergli una cosa, perché anche voi sicuramente siete curiosi di sapere se il gas che è contenuto all'interno della bombola che alimenta la sua stufa sia o meno gas butano. Che c'è? Che è? Siete tutti testimoni. Sono tutti testimoni di cosa, scusi? Stasera lei
ci sbudivo lo stomaco. Ma quando mai? Io sono sempre molto... si sta lasciando andare. Ma quando mai sono sempre molto... cominciamo a dire male parole. Ma quando mai? Io voglio sapere se il gas che alimenta la sua stufa è gas butano oppure no. Io non l'ho visto passare mai, veramente. Ma che dice? Io la rosa, la bombola del gas dalla cucina. E si chiama gas butano. Come si chiama? Gas butano. Abbastate la testa, è così. Ma è vero? Certo. Ah, così si chiama? Certo. Ma... Dimmi, mi dica. Ma è proprio il butano? O è il figlio di butano? Vabbè, andiamo avanti, lasciamo stare, tanto non ne usciamo. Io faccio domande tecniche, scientifiche, appropriate. Vabbè, vai avanti, va bene. Allora, signora Rosa, sì. Questa bombola che io tengo sul portabagagli, sì. C'ha la cordina. Sì. La certo. Cordina, se io dico una fesseria, ditemelo, la cordina della bombola, quando può essere lunga? 1,5 metri, certo, massimo? Grosso modo. Sì. Allora io che cosa ho pensato? Se la cordina di 1,5 metri messa a bombola sopra il tetto, a stufa messa nello settile di dietro, sì. Io per farcela arrivare ci devo fare un portuso no tetto. Beh, certo, è chiaro. O portuso un tetto, che io sono cretino, signora Rosa. Non lo so, è cretino sono secondo cretino voi? Io... Ecco, meno male, sta da qualcuno dice sì. Ecco, lo sapevo. Scusa, se faccio un portuso per entrare alla cordina o gomma, quando piove, dico, non mi slizzia in la macchina? Certo, sì. Ne appizzo tutti i molle? Perché la pezzeria non la dico io, solo i molle. Ne arruggiano tutti i molle? Va bene. Allora che cosa ho fatto? Il buco portuso ce l'ho fatto di sotto la macchina. Bene, sì. La cordina attaccata con sparatrappere gira tutta attorno alla macchina e entra di sotto. Di sotto. Quando ti entra di sotto... Fermo. Tu sei tranquillo, certo. Perché magari che piove l'acqua non sgocciola. Certo, perché... Però come pigli una scaffa ti fai un vedere, perché l'acqua che è nata sotto. Se ha piovuto in maniera copiosa l'acqua sale da sotto. Da sotto. Però è sicuro. È più tranquillo, va bene. Allora io, in prossimità, avvicinandomi l'estate, ci ho staccato a stufa. Bravo. A cordina, a nesci, a bombola, all'assai. Va bene. Abbiamo caricato tutta la macchina, senza stufa di dietro, e ero io, mia moglie, parranno con rispetto. Sì. Mio cugino Alfio... Scusi, perché ha voluto sottolineare parranno con rispetto? Sua moglie, intanto come si chiama? Crocifissa Martoriata. Oh. Mio cognato, suo fratello, si chiama Cateno Flagellato. Bene. Una famiglia religiosa assai. L'ho capito. Però quella, si ricordi, è sua moglie, cioè la sua metà. E da parte che è la mia 3/4 e mezzo... Ne vogliamo non parlare? Non ne parliamo, va bene. Allora la serata lei? No, perché allora, eravate lei, io, sua moglie crocifissa. Mio cugino Alfio, sua moglie Graziella, che parranno con rispetto, signora Rosa, Graziella, un poco buttanella. Bella donna, bella donna generosa. Se questo è il suo soprannome non vogliamo sapere altro. Poi c'era il figlio di mio cugino Alfio, Cirino. E il figlio di Cirino, che chiamarono Filadelfia. Guarda caso. Quando siamo tutti insieme a domenica che mangiamo, pariamo a 3 castagni. Certo. Vengono magari i devoti, che i cannili, signora Rosa. I 3 santi protettori di Trecastagni. Signora Rosa, eravamo 2, 4, 6. Sì. Eravamo 6. Un po' costretti dalla mia macchina. Siccome mio cugino Alfio non sa nuotare, che cosa fa? Io sopporto salvagente. Però per sicurezza non è che si porta salvagente che do di plastica, che do capa parete, che do cosa, si porta a camerataria dei macchine. Molti lo facevano, devo dire che io me li ricordo, alcuni al mare con la camera d'aria. Si accattava nuova per evitare che ci sgonfia, perché si scanda. Uno che non sa nuotare dal mare si scanda troppo. Non c'è dubbio. Si portava questa camera d'aria di un furgoncino e si portava già unchiata da casa, perché chi da si unghia con il compressore.
sta camerataria dove la mettavamo? E dove la mettevate? A 600, signor Rosa, di dietro avevo un motore, davanti avevo un serbatoio, un portabagagli c'erano i seggi, il tavolino, i tegli, il focolare, il carbone, un spirito. Quelle 4 cose utili per andare al mare. Per passare 2 giorni. Disse, Alfio, lassala sta camerataria, non te lo fai il bagno o se tu fai ti bagni solo i piedi. Ah no, che stai dicendo? Io mi voglio sciacquare, io mi voglio... Alfio, lascia stare, tu vuoi sciacquare. L'ultima volta che andiamo a mare l'anno scorso come trasisti che vede a chiamare morti che stai dicendo 2 chili di pesce, con lo feto che facevano che ha inquinato tutto il mare. Lascialo perdere questo bagno. No. Ma queste cose lei non le deve sottolineare perché come le ho detto tante volte, de minimis pretor non curat. De prissi pretos. Come? Javol. No, ma che Javol? Che è tedesco? Non lo so, lei che parlava? Io ho parlato latino. Latino. De minimis pretor non curat, cioè il giudice non si interessa di queste quisquiglie, che c'è? Menza cugnetta. Ma guardate, parla macare latino, parla latino. Guardi che quelli più bassini siamo i migliori, no? Scherzo. Vede anche Sal, che c'è? Ma chi sto che parlava? Chi? No, questo è Sal Da Vinci, non c'è. No, l'altro. Sal Da Vinci è una persona seria. Ma non ci sono dubbi, il cantante è giusto. Questo qui... Parrao. Che? Comincio a vedere. No! Chi è? Non si sente! Lodeste Carpico è un poliziotto. No, quello è Serpico, è sempre con la K. È un artista che disegna per lui queste magliette, guardi, queste scarpe. Scarpe viti? Sì. Ma... No. Anche se lo fosse non importa. Ma vada avanti. Antico, demodè. Ci dico 4 mani parole zuccate. No, perché lui ha detto delle cose che possono anche essere poco carine, ma sono garbate. Le ha detto antico, demodè. Io le direi un'altra cosa. Le direi un'altra cosa, forse lei è un po' vintage. Lei è un po' vintage. Ma quale vintage? È restaurato. Vintage sono le cose vintage, sono le cose di altri tempi che tornano di moda, le cose antiche, le cose tradizionali. Un pezzo tanto coriato. Esatto. Se uno è vestito anni 70 è vintage perché quella moda si utilizzava negli anni 70. Questo l'ha detto lui? Sì, ha detto che lei è demodè, quindi è vintage. Grazie signora! Grazie! Signora mia! Grazie signora! Signora mia, se ha bisogno di un'ambulanza è posteggiata all'angolo. Non ci dà secondo. Al Signora, questa è tutta invidia. Tutta invidia è. La signora è buon gustaia. Sì. Da dove arriva, signora? Da dove arriva? Da Catania. Da Catania, la mia città. Allora, dove lavora? Pensavo avesse fatto molti chilometri, quindi magari un po' stanca. No, lei proprio è così. È uscita di casa così, va bene. Signora, quello è suo marito, quello vicino a lei? Perché se non c'è lì ci davo un bacio come faceva la trasmissione. Ce lo posso dare? Se ne sta fruttando. Perché lui è moderno, non è vintage. Allora, com'è finita questa storia di suo cugino? Si è portato questa camera d'aria? Dove l'ha messa? Per forza se vuole portare la camera d'aria. Alfio, non c'è posto. Non c'è posto. O vuoi vedere che ne portiamo a camera d'aria lei Mattia? No, dice, ci penso io. Ci penso io, giustamente, alzavo l'ingegno, sta mise da sotto. Perché tanto io non è tanto auto. No. Dice, ma caro, tu dici che mi stai in bocca così, ma caro che andavo un tetto da macchina. Va bene, certo. Andiamo a provare a Giardino Naccase. Cosa dice? Sono amici di Giardini Naccase. Sono amici di Giardini Naccase, avete un mare bellissimo. Mare bellissimo, vero? E allora, acchianiamo l'ultimo, acchianavo io, l'ultimo io, prima di me acchianavo io, poi mi sa a camera d'aria, e si cassettavo da sopra. Sì. Che c'è? Ne dicessi un quarto d'ora da mano parola. No. Lei stasera mi tenta, ma io non mi piego. Non le può dire le brutte parole. Si rilassi, prego. Manco minchia, no! Non è che prima le dice e poi me lo chiede, scusi. Prima le dice e poi come i bambini, prima fanno le cose monelle e poi chiedono scusa. Avanti. Che cosa vuole dire? Ti mette a camera d'aria da sotto. A camera d'aria nuova, do furgone. Sì. A valvola. No. La prego. Mettela a partire sotto. Certo. È quello che avremmo fatto tutti. Invece? Mi sa partire sotto. Quando ti assettasti, con costume elasticizzato, sì. la sentiste?
Dimmelo subito. Si stesse muto. Perché è timido? È timido, sì. Ora dico, ce l'avete presente la valvola da camera d'aria quanto è lunga? Ce l'hanno presente, sì. Come si aspettavo? Io ho visto che andava... Sì. Tutta lei ha lo specchietto retrovisore. Lei lo guardava, sì. Ho visto strano. Un poco... Sì, Alfio, potremmo partire. Sì, Alfio, tutto a posto. Dice, tutto magnifico. Dice, mi sento come un ferro. Fermo! Soprattutto non faccia gesti. La camera d'aria gonfiata a 3 atmosfere. Tante sono, Fino a quando eravamo da strada asfaltata precisa, Alfio aveva questa espressione. Ogni scaffa che pigliava, a valvola sapete come si fa nascere l'aria? Certo. Come si fa nascere? Si pigia, si schiaccia e esatto, esce l'aria. E l'aria esce. Ogni scaffa io sentivo perché? E Alfio che si unghiava andava a faccia. È chiaro? Che? Meno male! Sì, appunto, meno male. Meno male che il signor Canemba non sente da là dietro. Va bene. Valvola, cosa sono? Sì. Arrivai, signor La Rosa, dopo 25 minuti al casello dell'autostrada. Alfio pareva un panettone di 2 chili andava a faccia. Gonfiava sempre di più. Tutto unghiato, un stomaco. Io pensavo, ma l'aria ci sta facendo un bene. A voglia. E rifatto. Ma certo. Come arrivo nel casello, signor La Rosa, io fermo, muto, immobile. Ci disse, Alfio, dicillo tu po' biglietto. Che era più a ucca, feci un rutto. È chiaro. Che la signora da casello ci dice la messa in piega. La vergogna, signor La Rosa. Lo so. La vergogna, io al solo pensiero che stanno me ne chiedo a mare un'altra volta con idro, non che mi rizzo di carne, mi sono i papoli. Va bene, il signor Litterio Scalisi.